prova del Giro della Valdera. Gentili telespettatori appassionati di ciclismo, con le immagini ci troviamo a Casciana Terme presso il club Vecchia Quercia per questa prova conclusiva del Giro della Valdera 2014 organizzato dalla WISP Sport per Tutti, con il patrocinio della Valdera e della provincia di Pisa. La prova si era aperta sabato 8 marzo 2014 e si chiude proprio quest'oggi. Ricordo che le prove sono state, la prima, quella dell'8 marzo, con l'organizzazione della Fornacette Bike, poi la prova Jolly il 9 marzo a Peccioli, quindi la seconda prova organizzata dal gruppo Staffette Capannolese, quindi la terza prova che ha visto l'organizzazione dell'ASD il Gregario, la quarta prova a Santa Maria Monte l'11 maggio, il 18 maggio la Unione Sportiva Juventus Lari ha organizzato la quinta prova, e questa a cui stiamo per assistere è l'ultima prova, la sesta, che chiude questo Giro della Valdera 2014. È una gara amatoriale come tutte le altre, infatti saranno assegnate le varie classifiche che prevede la partenza da Casciana Terme, e saranno due le partenze che andremo a seguire, quindi ci sdoppieremo con le nostre telecamere. Andremo a seguire prima la partenza riservata alle categorie A1, A2, A3 e poi le altre categorie con le categorie femminili. Da ricordare, a fianco dell'organizzazione, la Rocchi e Innesti Assicurazioni, le Terme di Casciana, la Pasta Martelli, ma anche la Valdera DB, l'Ingrosso Alimentari FB Fratelli Boldrini. Gli atleti stanno muovendo dalla zona di partenza per andare quindi ad affrontare il circuito. Ricordiamo che partiamo ovviamente con alcuni leader già in maglia, dovranno difendere la maglia proprio in questa ultima prova. Federico Colonna veste la maglia per la categoria 3, Francesco Trinci nella categoria A2 e Felice Rizzo nella categoria A1. Gli atleti stanno lasciando il centro abitato di Casciana Terme. Per quanto riguarda il percorso, adesso andremo a studiarlo meglio. La partenza da Casciana, quindi località San Pietro in Belvedere, località Selvatelle, La Rosa, La Sterza, località La Fornace di Chiagni, La Fraschetta, il Bivio del Pino, località San Pietro in Belvedere, quindi Selvatelle, Rosa, Sterza, Fornace di Chiagni, Fraschetta, Bivio del Pino, Bivio strada provinciale 13 e la conclusione a Casciana Terme. Lasciamo sfilare il gruppo dei partecipanti. Ottima la riuscita della manifestazione, unirsi per fare ancora bene. Questo è lo spirito delle organizzazioni che hanno collaborato nel Giro della Valdera, collaborazione coordinata dalla WISP della Valdera con il patrocinio della provincia di Pisa e della comunità della Valdera. Unirsi per portare un buon numero di partecipanti, direi ottimo, in ognuna di queste manifestazioni. E anche in questo caso il colpo d'occhio è davvero bello, anche perché quest'oggi siamo nel cuore della Valdera, quindi una delle campagne più belle della Toscana, che farà da cornice a questa manifestazione, il secondo trofeo Club Vecchia Quercia. Vediamo il gruppo che sta procedendo compatto in queste fasi di corsa, tratto in salita verso Santo Pietro, con il plotone che viaggia compatto. Niente da segnalare in queste prime fasi di corsa, infatti abbiamo una situazione chiara con il gruppo che viaggia compatto, lo sguardo sul centro abitato di Peccioli, una delle città centrali del ciclismo in Toscana. Adesso siamo in località La Rosa, c'è un attacco, però il vantaggio è minimo. 133 è il dorsale di Enzo Rossi della Cicli Sovigliana, con lui il 136 Giovanni Ciambriello della CM2. Il loro vantaggio però lo avete visto, infatti si vede bene qua, è davvero minimo. Il gruppo è a pochi secondi
dal drappello che adesso si va infoltendo. Infatti adesso sono in 4 gli atleti al comando, ma il gruppo è vicinissimo, praticamente possiamo parlare di gruppo pressoché compatto. Adesso ci sono numerosi allunghi in testa alla fuga. Io vi ricordo ancora una volta la collaborazione della Rocchi e Innesti Assicurazioni, delle Terme di Casciana, della Pasta Martelli, dei fratelli Boldrini Ingrosso Alimenti, della Valdera DB e tanti altri partner che sono a fianco della organizzazione, come il Club Vecchia Quercia. Gruppo che continua a viaggiare a scatti, percorsi in questo frangente 30 km di gara, con lo sguardo verso le colline della Valdera, uno spettacolo unico quest'oggi offerto dagli atleti in un contesto naturale eccezionale, quello delle colline che da Volterra degradano fino alla Piana Pisana. Troviamo adesso un drappello di uomini al comando, leggermente avvantaggiato nei confronti del gruppo che però si lancia all'inseguimento, alla caccia degli uomini al comando. Appena 10 secondi infatti il vantaggio dei corridori che abbiamo visto transitare leggermente avvantaggiati dopo 30 km di gara. E l'andatura è velocissima. Noi con la nostra motocronaca risaliamo, ci portiamo sulla testa della corsa. Troviamo una coppia adesso, il dorsale numero 3, si tratta di Giulio Tempesti, comitato Pistoia, è un atleta della categoria 1, con lui Yuri Boldrini della Cicli Sovigliana invece è un atleta della categoria A3. Le suddivisioni sono fatte, lo saprete ma ve lo ricordiamo sempre, in base all'età. Categoria A1 sono gli atleti con età compresa tra i 19 e i 32 anni, la categoria 2 da 33 a 39, la categoria 3 da 40 a 47. Poi ci sono le altre categorie che però saranno in scena nella partenza successiva. Seguiremo ovviamente anche loro nella nostra cronaca. Tanto la coppia al comando ha un vantaggio che va crescendo nei confronti del gruppo, o perlomeno di ciò che è rimasto del gruppo. Infatti c'è stata un'andatura subito molto elevata e questo ha favorito una buona selezione. Lo vedete anche da queste immagini, praticamente molti corridori che viaggiano da soli, poi adesso arriva un gruppo più numeroso, eccolo qua. Questo possiamo pensare che sia il grosso del gruppo dopo 33 km di gara. Una coppia al comando, qualche atleta all'inseguimento e poi il plotone, il grosso del gruppo, con un ritardo di circa 30 secondi. Noi ci rimettiamo in moto con la nostra motoripresa per fornirvi le immagini dal centro della corsa. Non dimentichiamoci che questa è l'ultima prova del Giro della Valdera. Intanto, come vedete, il plotone viaggia allungatissimo, con atleti che provano a tenere alta l'andatura in queste fasi centrali di corsa. Adesso l'andatura cala, praticamente si procede a scatti. Noi con la nostra moto adesso in località La Rosa troviamo un terzetto al comando, un terzetto che ha un leggero vantaggio nei confronti del gruppo. È presente nel terzetto il numero 8 Mattia Bellini del Velo Etruria Pomarance, con lui il numero 141 Walter Mori della Baglini Central Chimica. Con loro invece c'è il dorsale numero 152 Roberto Benedetti della BBM Baldo Stefan. Per loro vantaggio minimo perché il gruppo è appena 100 metri, quindi dalla caccia a questi uomini il plotone, che cerca di tenere a portata di pochi secondi ogni tentativo di fuga. Praticamente il gruppo per il momento ha controllato ogni allungo, lasciando al massimo 20-30 secondi di vantaggio e quindi poi chiudendo quando ce ne fossero le condizioni. Adesso BBM Baldo Stefan in prima posizione con Baldini, con anche la Baldini Central Chimica, ma il gruppo è vicinissimo, lo vedete da queste immagini,
il gruppo sta per chiudere addirittura nei confronti della testa della corsa, quindi tra non molto potremo assistere ad una situazione di gruppo compatto. Quando abbiamo percorso circa 47 km di gara, lo vedete da queste immagini, ripreso il terzetto al comando, gruppo compatto. Località alla sterza con la testa della corsa ed il gruppo si presenta compatto di fronte alla nostra telecamera. Qualche atleta leggermente avvantaggiato, a dir la verità sono in 5, ma il plotone è lì vicinissimo a davvero 7-8 secondi. Si cerca quindi di tenere una situazione di gruppo compatto il più possibile, è quello che ci appare da queste immagini. Il gruppo lascia pochissimo spazio ad ogni tentativo di fuga. Adesso la svolta a destra per gli atleti del gruppo e noi seguiamo la corsa con la nostra telecamera che ci porterà a seguire le fasi finali di gara. Uno sguardo sulle pale eoliche che forniscono energia pulita. La Valdera è anche territorio di energia pulita. Basti pensare allo sfruttamento del vento a Pontedera o anche a Montecatini Val di Cecina. Tanto due uomini al comando. Si tratta del dorsale 6 e del dorsale 2, Alexander Diego Giuntoli, Cicli Puccinelli, e Felice Rizzo della Tricycle. Gruppo però che si allunga alla caccia degli uomini al comando. Andatura velocissima da parte del plotone e che, come vedete, torna compatto a 4 km dall'arrivo. Il gruppo sta viaggiando compatto ad un'andatura velocissima, praticamente annullato ogni tentativo di fuga. Adesso sembra davvero difficile per coloro che vorranno tentare l'allungo. Ci prova magari qualcuno, ma a questo punto, quando siamo nella finale, è davvero un arduo compito quello di staccare gli atleti del gruppo, perché il controllo aumenta e a questo punto anche le squadre che hanno le ruote più veloci nel gruppo stanno iniziando a lavorare per tentare di portare i loro capitani nelle posizioni migliori in vista di uno sprint. E noi ci prepariamo anche perché avremo da seguire i risultati con le classifiche per quanto riguarda la prova della Giro della Valdera. Intanto è la Baglini che sta facendo un'andatura velocissima in testa alla corsa. Si cerca di tenere alto il ritmo per favorire ovviamente i propri compagni di squadra in vista di una volata. Si studiano anche gli atleti alle spalle. Si cerca di trovare la giusta posizione. Sarà verosimilmente una volata ad assegnare questa prova, ma non dimentichiamoci di tenere d'occhio anche le varie categorie, perché ci saranno da fare le classifiche del Giro della Valdera. Infatti questa è l'ultima prova di questa challenge organizzata e coordinata dalla WISP della Valdera, che ha visto le varie società collaborare nella perfetta riuscita di questa challenge. Intanto continuano gli atleti della Baglini Central Chimica a fare l'andatura a velocità elevatissima. Noi tra non molto ci porteremo sul traguardo per dare un'occhiata alla finale. Sarà una volata, noi la seguiremo con la nostra telecamera fissa. Continua il treno della Baglini, noi ci spostiamo sul traguardo. Sta per essere lanciato lo sprint, maglia della Baglini in testa. È una sfida tra Marco Pierini e Federico Colonna. Lanciato lo sprint, è un testa a testa ed è Federico Colonna davanti a Marco Pierini. Questo l'epilogo anche della categoria 3, con Federico Colonna che
precede Pierini, Manfredi, Grandi e Ciambello. Nella categoria A2 invece il successo di Francesco Trinci davanti a Pesi, Barni, Lanci e degli Innocenti. Nella categoria 1 la vittoria di Felice Rizzo davanti a Giuntoli, Del Canto, Mori, Tempesti. Subito dopo la pubblicità andremo a vedere anche le classifiche finali. Quindi il successo di Federico Colonna, di Felice Rizzo e di Francesco Trinci vanno un po' a ricalcare quelle che sono state le classifiche generali del Giro della Valdera per quanto riguarda le categorie A1, A2 ed A3. Federico Colonna infatti vince il Giro della Valdera davanti a Marco Pierini. Federico Colonna veste la maglia della Tricycle, Pierini quella della Baglini Central Chimica. Terzo Andrea Grandi. Questo è il podio della classifica finale del Giro della Valdera per la categoria 3. Nella categoria 2 invece Francesco Trinci della Tricycle vince davanti a Nicola Montagnani della Cicli Puccinelli e Fabio Lanci della BBM Baldo Stefano. Nella categoria 1 il Giro della Valdera è stato vinto da Felice Rizzo della Tricycle davanti al compagno di squadra Stefano Zeni. Terzo Alexander Giuntoli Diego della Falaschi. Questo quindi l'epilogo del Giro della Valdera per le categorie A1, A2 ed A3. Noi ci apprestiamo a seguire anche le categorie A4, A5, A6 e le categorie femminili. Sarà il medesimo il percorso, sarà sempre la prova valida come secondo trofeo Club Vecchia Quercia e ultima prova, sesta ed ultima prova del Giro della Valdera 2014, una collaborazione tra le società organizzatrici coadiuvata dal Comitato della Valdera della WISP, che ha ottenuto un ottimo risultato. Intanto gli atleti si stanno già schierando sulla linea di partenza e tutto è pronto per il via. Partiti in questo istante gli atleti che quindi si muovono per affrontare il tracciato che andrà ad assegnare non solo i successi per quanto riguarda le categorie A4, A5, A6 e donne, ma anche ovviamente le maglie per quanto riguarda queste categorie. Ricordiamo la situazione alla partenza, magari anche per facilitare i nostri telespettatori nella comprensione delle immagini che vedranno in seguito. Alla partenza nella categoria A4 abbiamo in maglia di leader Giorgio Baroni, nella categoria A5 Manrico Carlini, nella categoria A6 Massimo Lari, nella categoria femminile veste la maglia Alina Casillo. Questi sono gli atleti in maglia praticamente ad una prova dalla conclusione del Giro della Valdera. Questa che stiamo seguendo, il trofeo Club Vecchia Quercia, gara ciclistica amatoriale organizzata presso il Club Vecchia Quercia con il patrocinio della Comunità della Valdera e della provincia di Pisa. Il contributo della Rocchi Innesti Assicurazioni, delle Terme di Casciana, della Pasta Martelli, del Club Vecchia Quercia e tanti altri sponsor che sono al fianco dell'organizzazione in questa ultima prova del Giro della Valdera. Intanto gli atleti di queste categorie dovranno affrontare sempre i due giri che abbiamo visto in precedenza, praticamente i giri attraverso Selvatelle, la Rosa, la Sterza, la Fornace di Chiagni, la Fraschetta, quindi San Pietro, e poi inizierà il giro per poi tornare nell'ultima parte in linea verso Casciana Terme. Nella prova delle prime tre categorie abbiamo visto un bel testa a testa tra Colonna e Pierini, due ruote veloci del gruppo. Vedremo qui come si evolverà la situazione. Anche in questo caso
un gran numero di partecipanti. Adesso all'attacco troviamo con il dorsale 265 Stefano Giuntoli della BBM Baldo Stefan. Con lui abbiamo il 389 Daniele Fondelli della Cicli Puccinelli. Questi due atleti hanno un leggero margine di vantaggio nei confronti del gruppo che, come è avvenuto per le altre categorie, sta controllando in maniera ferrea la situazione. I chilometri di gara percorsi sono 7, il gruppo lo vedete fare capolinea lì in fondo al rettilineo, quindi vantaggio minimo per la coppia al comando dopo 7 km di corsa. Adesso a fare l'andatura è il 265 Stefano Giuntoli, che sta facendo il ritmo sulla testa della coppia al comando, ma praticamente stanno arrivando altri atleti, sta arrivando l'intero gruppo che quindi si ricompatta, e dopo 8 km di corsa possiamo parlare nuovamente di gruppo compatto. Quindi niente da segnalare a parte qualche tentativo di allungo in queste prime fasi. Adesso c'è un atleta solitario al comando, è il numero 263 Tiziano Baldini della BBM Baldo Stefan, che sta pilotando la gara con un vantaggio di circa 30 secondi nei confronti del gruppo. Un'azione solitaria sicuramente non ha grandi possibilità di riuscita, magari se avesse avuto qualche compagno di avventura sarebbe stata più semplice. Così comunque ci sta provando, sta pedalando molto molto forte l'atleta al comando Tiziano Baldini. Certo è che non sarà facile per lui rimanere in avascoperta così a lungo, infatti sono stati appena percorsi 15 km, dietro il gruppo non ha alcuna intenzione di lasciargli spazio. Cerca di organizzarsi il protone con le maglie della Cicli Falaschi nelle prime posizioni del gruppo, anche quelle della Cicli Puccinelli, e via via tutti gli altri atleti che compongono la testa del gruppo molto numeroso. Praticamente è stata un successo, un bagno di partecipanti questa edizione numero 2 del Trofeo Club Vecchia Quercia, che però ricordiamo chiude il Giro della Valdera. È la sesta prova di questa challenge che ha visto impegnati gli atleti sullo spettacolare territorio della Valdera. La challenge si è aperta con la prima prova l'8 marzo e l'organizzazione della Fornacette Bike, poi la prova Jolly il domenica 9 marzo, la crono squadre della Valdera. La seconda prova invece a Peccioli con l'organizzazione del gruppo staffette capannolese il 29 marzo, e quindi la terza prova a Calcinaia con l'organizzazione del ASD il Gregario, la quarta prova l'11 maggio a Santa Maria a Monte, la quinta ai Boschi di Lari il 18 maggio con l'organizzazione della Juventus Lari, e la ultima prova, nonché sesta, quella che stiamo seguendo, organizzata dal Club Vecchia Quercia e che si è disputata il 31 maggio, e è la prova a cui si stanno riferendo queste immagini. Gruppo che è tornato compatto, come avete visto, andatura elevatissima, sempre molto sostenuta. Da queste immagini vediamo proprio il gruppo che si allunga in lunga fila indiana. Abbiamo percorso 32 km di gara, ne mancano una cinquantina alla conclusione, e per il momento il gruppo ha annullato ogni singolo tentativo di fuga. Tratto in salita che aspetta i corridori, questo verso Santo Pietro, con il gruppo che però continua a viaggiare compatto. Infatti si presenta così di fronte alla nostra telecamera, senza che nessuno è riuscito ad avvantaggiarsi in questo frangente. Gruppo compatto quando abbiamo percorso 42 km di gara, quindi abbiamo superato metà corsa. Gli atleti affronteranno ancora un giro e poi andranno nella parte in linea verso Casciana Terme. C'è anche adesso la sfida a portarsi nelle prime posizioni del gruppo nel tratto in salita. Molti però cercano di mantenersi coperti e non come dargli torto. Abbiamo visto tutti come si è svolta la prova delle categorie A1, A2 e A3, praticamente una volata di gruppo, quindi verosimilmente potremo aspettarci lo stesso, o perlomeno anche in queste categorie il tutto si deciderà nel finale.
Noi intanto facciamo una panoramica su tutti gli atleti che compongono il gruppo, forte ancora di circa 90 unità. Lo vedete da queste immagini, con le spettacolari colline della Valdera a fare da cornice. Chilometro 52 di gara, con il plotone che continua a viaggiare compatto. Per il momento quindi niente da segnalare in testa al gruppo. Adesso qualche atleta prova ad uscire, il gruppo però come vedete è lungo, in lunga fila indiana, ma possiamo definirlo ancora compatto. Qualche piccolo buco tra un atleta e un altro, ma praticamente il plotone sta viaggiando compatto. Io vi ricordo che stiamo seguendo la seconda edizione del trofeo Club Vecchia Quercia, sesta ed ultima prova del Giro della Valdera. Ci troviamo, gentili telespettatori, ai piedi della collina di Casciana Terme, dove è avvenuta la partenza e dove si concluderà anche la prova. Si è già conclusa la prova della categorie A1, A2 ed A3, che ha visto il successo di Federico Colonna, e adesso stiamo attendendo l'epilogo della prova riservata alle categorie A4, A5, A6 ed alle categorie femminili, così come poi andremo a vedere anche le varie classifiche finali delle categorie che si stanno disputando adesso la prova. Adesso al chilometro 78 di gara, con il dorsale 292, David Brotini prova ad allungare. Per lui una cinquantina di metri di vantaggio nei confronti del gruppo. Indossa la maglia della Cicli Puccinelli e vedremo se il gruppo chiuderà. Vedete che altri atleti stanno cercando di riportarsi sulla testa della corsa. Davvero una gara combattutissima questa, con tentativi di allungo che sono stati rintuzzati dal gruppo in continuazione. C'è la voglia di arrivare allo sprint anche in queste categorie. Vedremo se sarà così, vedremo se il gruppo riuscirà ad avere la meglio, così come è stato nelle categorie A1, A2 ed A3. Tanto raggiunto il battistrada da un primo drappello di inseguitori, ma il gruppo è lì, poco lontano, a qualche decina di metri. Praticamente è tutto lì, è compatto il gruppo. Quando ci stiamo portando verso le battute conclusive della seconda edizione del trofeo Club Vecchia Quercia. Intanto è un terzetto adesso che si porta al comando, quando siamo negli ultimi chilometri di gara, a 3 km dalla conclusione. Troviamo al comando, con un bel margine di vantaggio, circa 15 secondi, il numero 294 Giovanni Ruscillo della Sport Group. Con lui il 268, vale a dire Greco Massimo del Cycling Team San Vincenzo, ed il 261 Luciano Fumalbi, che invece veste i colori della Cicli Puccinelli. Questi atleti hanno un vantaggio minimo per il momento nei confronti del gruppo di circa 15 secondi, ma non dimentichiamoci che a questa volta siamo a pochissimi chilometri dal traguardo, siamo a meno di 3 km dalla conclusione, quindi potrebbe essere un'azione interessantissima quella che vede protagonista il terzetto adesso inquadrato. Continuano a voltarsi, devono spingere a tutta fin sul traguardo, che il gruppo è lì vicinissimo, lo vedete anche da queste immagini. Sta dando la caccia ai fuggitivi, non vuole lasciare spazio a questo tentativo di fuga. Noi ritorniamo sulla testa della corsa, dove stanno continuando a spingere fortissimo gli atleti. Gruppo però che è vicinissimo, attenzione perché il gruppo è lì ad un passo. Fa capolino in fondo al rettilineo finale il plotone. Vi ricordo la composizione della testa della corsa: Luciano Fiumalbi della Cicli Puccinelli, con lui il 268 è Stefano Cerretini del Cycling Team San Vincenzo, scusate, Massimo Greco del Cycling Team San Vincenzo, ed il 294 invece è Giovanni Ruscillo della Sport Group. Questi tre atleti hanno un vantaggio minimo però, anche se siamo nel finale, perché il gruppo è vicinissimo, sarà una testa a testa, e la strada verso Casciana Terme sale, certo non con pendenze impossibili, 500 metri alla conclusione. Se la giocano questi tre a questo punto. Vedremo se il gruppo riuscirà
a riportarsi su di loro. È vicinissimo il gruppo, attenzione perché è segnalato in rimonta a 400 metri al termine, non possono perdere troppo tempo a controllarsi perché la strada che sale ed il gruppo in rimonta non favoriscano questi atleti. Vedete, 300 metri alla conclusione, ormai tutto è pronto per il gran finale. Parte lunghissimo Fiumalbi, forse anche perché aveva visto il rientro del gruppo. Vedete altri atleti che stanno rientrando sulla testa. Praticamente Fiumalbi ha provato ad avvantaggiarsi proprio quando ha visto il rientro del gruppo. Era ancora un leggero margine di vantaggio. Vedremo se riuscirà a mantenerlo fin sul traguardo. Un testa a testa con Luciano Fiumalbi che va a vincere. Vince anche la prova della categoria 4 davanti a Dario Ballati e Tiziano Baldini. Bella vittoria di Luciano Fiumalbi che ha resistito al rientro del gruppo. Nella categoria 5 il successo di Manrico Carlini davanti a Nacci, Angeli, Biasci e Gioli. Categoria 6 la vittoria di Massimo Lari davanti a Gremigni, Antonelli e Brondi. Tra le ragazze il successo di Stefania Bagnoli. Per quanto riguarda invece le classifiche finali del Giro della Valdera nelle categorie A4, A5, A6 e femminili, abbiamo il successo di Giorgio Baroni nella categoria A4, il successo di Manrico Carlini nella categoria A5, nella categoria 6 vittoria finale di Massimo Lari, nella categoria femminile invece il successo di Alina Casillo. Tra le squadre, quindi nella categoria della classifica a squadre del Giro della Valdera, il successo è andato alla Cicli Puccinelli con 206 punti, che ha preceduto la ASD Tricycle ed il gruppo ciclistico Falaschi. Questo è l'epilogo del Giro della Valdera edizione 2014 che si è chiuso con il secondo trofeo Club Vecchia Quercia. A questo punto non ci resta che dare la linea alle interviste del dopocorsa con i protagonisti. Siamo con Casillo Alina, vincitrice della maglia del Giro della Valdera. Un giudizio su questi percorsi che hai fatto, 5 gare su 6. Un giudizio buono, mi è piaciuto, ho visto dei bei posti, alcuni tratti, alcuni percorsi sono stati intensi, soprattutto il giro, ci sono state 2 tappe all'insegna della salita, quindi abbastanza intensi. Le tue caratteristiche? Sono una passista scalatrice e vado bene anche in pianura. 90 punti hai fatto, pertanto credo che i tuoi piazzamenti sono sempre stati buonissimi. Sì, in effetti sì. Anche se mi sono allenata poco ultimamente, però mi è piaciuto, mi piace il Giro della Valdera, tutta l'organizzazione, tutto il contesto. Ecco. Altra maglia del Giro della Valdera, Lari Massimo, ha completato tutte le prove, anche la cronometro. Anche a te, come alla signora prima, un giudizio su questi percorsi? È stato un percorso impegnativo, dalla cronometro a tutte le altre gare, con gli arrivi in salita. È stato un bel giro praticamente, sì. Sesto giro, quarto giro della Valdera, hai partecipato anche a altri giri tu? Ho partecipato l'anno scorso in un'altra categoria, nella categoria 5, e ho vinto anche l'anno scorso il giro. Allora, è un'abitudine per questa maglia? Sì, ho fissato. Bene, un giudizio sui percorsi che abbiamo detto, l'organizzazione, la WISP credo che stia facendo un grandissimo lavoro. Sì, specialmente qui sulla Valdera organizzano delle belle corse, in sicurezza, insomma, bisogna fare i complimenti a WISP. Carlini Manrico, categoria 5, anche lui vincitore della maglia del Giro della Valdera. Come agli altri, lo chiedo anche a te, un giudizio su questi percorsi che sono effettuati qua nella Valdera? No, i percorsi sono sempre stati belli e variabili, ce n'era per velocisti tante volte tutte pari e ondulati per una battaglia un po' più per quelli diciamo meno veloci. Diciamo. Sicuramente, una tua caratteristica? Beh, sono abbastanza veloce, mi arrangio. Scalatore no? Non mi ritengo uno scalatore. Ecco, allora c'è chi mi batte. Una maglia che è arrivata bene, è la prima volta che partecipi al Giro della Valdera o hai già partecipato? Sì, no, è la prima volta perché il lavoro tante volte non permette di fare certe cose. Comunque è un'esperienza da ripetere. Diamine, certamente, quando si può sempre. Giorgio Baroni, categoria A4, vincitore della maglia del Giro della Valdera.
come ho chiesto agli altri, un giudizio su questi percorsi che hai fatto. Io penso che, avendo anche tanta esperienza, un giro così forse in Italia non c'è, perché è bellissimo, organizzato bene, le tappe sono tutte belle, impegnative, secondo me è stato un bellissimo giro. Un territorio che si presta anche per queste manifestazioni, sia per la pianura che per la salita. Certo, c'è tutti i gusti, la tappa di pianura, di salita, misto, bellissimo, è stato un bel giro, mi è piaciuto e sono contento di averlo vinto. Anche per te è la prima partecipazione a questo giro o hai già partecipato? No, io sono 43 anni che corro. Al Giro della Valdera? L'ho già fatto, mi sembra di averlo vinto 2 anni fa, mi sembra. Allora appuntamento al prossimo anno? Beh, senz'altro, grazie. Francesco Trinci, vincitore della categoria A2, un giro della Valdera abbastanza impegnativo. Giro molto impegnativo perché lo organizza Mauro e lui piacciono tutti questi percorsi, tutti saliscendi, però sicuramente sempre all'insegna della sicurezza, e io vengo volentieri quando organizza le corse Mauro perché sono sicuro che è una gara fatta come si deve. C'erano per tutti i gusti, salita, discesa, pianura, c'era per tutti, cronometro. No, alla cronometro io non ho partecipato perché ero assente per motivi di lavoro, e ho partecipato al resto, è stato abbastanza impegnativo e anche oggi l'arrivo a Casciana non è dei più semplici. Sicuramente per il prossimo anno sarai sempre del Giro. Certo, sicuramente per l'amico Mauro questo è altro, noi il gruppo Tricycle siamo sempre presenti. Felice Ricciolo, vincitore della categoria A1, Giro della Valdera, un giro veramente bello. Sì, un giro organizzato bene, carino anche dal punto di vista perché ti misura su 6 tappe, sono sparse durante tutto il periodo della primavera, quindi richiede una preparazione costante. Bel giro. Come dicevo prima con Trinci, ce n'è per tutti i gusti, salita, pianura, cronometro, qui è completo. Sì, appunto, ripeto, è organizzato bene perché ci si può misurare su varie difficoltà, quindi ritengo soddisfatto per un obiettivo raggiunto. Appuntamento al prossimo anno. Sicuramente. Mirko Terrini, innanzitutto complimenti, neo sindaco di Casciana Terme Lari, una fusione tra due comuni, comune unico. Quest'oggi si concludeva il 6° giro della Valdera, 2 tappe nei 2 comuni che erano prima, direi una bella manifestazione come inizio di legislatura. Sì, una manifestazione bella che lega tutto il territorio. In fondo il ciclismo è uno sport che poi è fatto per unire, anche se insomma è uno sport che premia più il singolo rispetto alle squadre, ma che unisce anche simbolicamente tutto il territorio. E quindi insomma veramente un bel modo, insieme a quello che mi è capitato di fare qualche giorno fa con le scuole, per iniziare questo mandato. La mia amministrazione sarà vicina allo sport, soprattutto allo sport amatoriale nei prossimi anni, perché io credo che lo sport sia un fenomeno importantissimo per la socializzazione, per imparare a stare insieme e quindi anche per creare una comunità nuova come quella che nasce a seguito del processo di fusione fra i 2 comuni. Bene, di nuovo un grandissimo in bocca al lupo, perché per lei è l'inizio della gara, perché siamo proprio all'inizio della gara che durerà 5 anni. I cittadini hanno dato fiducia al sindaco, pertanto dovranno essere anche ripagati. Certo, spesso e volentieri la politica ha dato brutti esempi di sé, noi speriamo di essere come gruppo che ha vinto questa elezione, essere all'altezza della fiducia che i cittadini ci hanno voluto dare anche per il momento storico importante, quello della nascita di un nuovo comune che ci troviamo ad affrontare. Luca Rocchi, vicepresidente del club Vecchia Quercia, quest'oggi si è concluso il Giro della Valdera, 6ª prova, credo come organizzazione sia stata perfetta. Sì, diciamo che dopo l'esperienza dell'anno passato abbiamo ripetuto questa gara con un ottimo successo. Un ringraziamento particolare va ai nostri soci, ai sostenitori e alla Croce Rossa che ci hanno dato una mano per il buon proseguimento, e anche in futuro vorremmo per il prossimo anno organizzare una corsa con più partecipanti. Quest'anno che il tempo non è stato molto clemente, ci è mancato qualche iscritto, però siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Comunque, essendo già al 2° anno, credo che la macchina organizzativa si stia iniziando a rodare abbastanza bene. Sì, poi tutti gli anni oliamo sempre di più, quindi speriamo un altro anno di fare sempre meglio.